Cari amici, buona giornata a tutti e ben trovati dalla redazione di Media News TV Europe. Nell'approfondimento odierno vi presentiamo il bellissimo torneo di calcio giovanile denominato Quarto Trofeo Città di Pula, disputatosi in questo ultimo weekend, che ha visto la partecipazione di numerosissime squadre della provincia di Cagliari e la passerella di tantissimi campioncini del futuro, della categoria primi calci, pulcini ed esordienti, con la presenza di prestigiose e storiche scuole calcio fra le quali spiccano Gigi Riva, Ferrini Cagliari, Selargius, La Palma e Pula, Futura Calcio, San Luri, Dolianova e Mandas, Sigma e naturalmente a rappresentare l'intero Sulcis Iglesiente l'Antiochense Football Club, guidata magistralmente da mister Simone Soggiu. Il torneo, suddiviso nelle varie categorie, ha visto approntarsi nelle 2 giornate di sabato e domenica nel bellissimo e attrezzato stadio di Pula le varie formazioni che si sono affrontate a viso aperto con i classici gironi all'italiana. Fari puntati naturalmente sui ragazzi dell'Antiochense, che per l'ennesima volta si sono distinti per impegno, correttezza e giocate di fino, mettendo in campo tutta la determinazione necessaria ai fini di risultati positivi e soddisfacenti. Il team biancoblu di mister Simone Soggiu si è distinto sin dalla prima giornata di qualificazione, ottenendo 2 nette vittorie sul campo, superando rispettivamente con una netta supremazia il Capoterra e l'FFC Cagliari 5. Nella giornata conclusiva di domenica, i campioncini dell'Antiochense, partiti all'alba per raggiungere Pula, hanno sconfitto nella prima partita al mattino il La Palma col punteggio di 2-1 e pareggiato contro i quotatissimi pulcini del Futura Calcio con il risultato di 2-2. Nell'ultima sfida serale decisiva per la vittoria del torneo, i piccoli biancoblu lagunari, battendosi da veri lottatori, hanno pareggiato col punteggio di 0-0 contro i padroni di casa del Pula, fallendo un calcio di rigore forse decisivo ai fini del risultato, impedendo di fatto la vittoria del quarto trofeo Città di Pula. I ragazzi di Simone Soggiu sono usciti dal campo comunque a testa alta, imbattuti e felicissimi, applauditissimi dal folto pubblico presente sulla tribuna, sollevando alla fine la coppa del secondo posto. Un risultato comunque prestigioso per i campioncini di Simone Soggiu, quest'ultimo grande condottiero e ottimo educatore, confermando la solidità di questo gruppo di giovani ragazzi che ancora una volta si sono espressi al meglio, dimostrando tenacia e forte determinazione, onorando alla grande i colori della maglia biancoblu, sotto gli occhi attenti del direttore tecnico della scuola calcio antiochense Pietro Garabi. Vediamo ora insieme il servizio in chiusura di questa nostra trasmissione che voglio dedicare alla società, ai tecnici, ai meravigliosi ragazzi che si sono distinti in campo e fuori dal campo e al grande mister Simone Soggiu che con grande umiltà dimostra sempre più le sue doti di vero uomo di sport e grande condottiero nel mondo del calcio giovanile. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Dalla redazione di Mediasport TV e da Renato Scano, la più cordiale buona giornata. Linea che adesso può andare alla regia.